La centralità del sacramento del matrimonio, il dialogo tra coniugi sul Vangelo, la condivisione con la comunità. Alcuni spunti di riflessione proposti dal Vescovo nella giornata delle famiglie. Incontro partecipato a Carasco tra Monsignor Alberto Tanasini e i consigli per gli affari economici del Vicariato di Sturla e Graveglia. Il ruolo dei fabbricieri, importante aiuto per il parroco e la comunità. Rapallo accoglie con soddisfazione il nuovo piano urbanistico varato dalla Giunta della Regione. Andrà a sostituire quello approvato nel 1986 dall'amministrazione Cordano. Tappa a Calvari in Val Fontanabuona per il concorso di idee Liguria Crea Impresa, una possibilità che viene data a chi ha un'idea nel cassetto e vuol provare a svilupparla. L'ingiustizia che fa piangere i poveri e la terra non è invincibile, lo ha ribadito il Papa ai partecipanti alla conferenza su religioni e sviluppo sostenibile che si è conclusa oggi in Vaticano. Serie C di calcio, la Virtus Entella torna alla vittoria, al Comunale i biancocelesti hanno battuto il Pontedera 3-0, Chiavaresi in vetta alla classifica con 56 punti. Buonasera a tutti, bentornati al telegiornale. In apertura l'incontro diocesano delle famiglie di questa mattina a San Pietro di Novella a Rapallo. Si è trattato di una giornata celebrata in contemporanea con tutte e 7 le diocesi liguri. A proporre la riflessione il Vescovo Monsignor Alberto Tanasini, prendendo spunto dal Vangelo delle nozze di Cana. Diversi gli spunti emersi, la centralità del sacramento del matrimonio, la necessità di un maggior dialogo tra i coniugi sul Vangelo, ma anche di una condivisione con la comunità. Sentiamo alcune impressioni raccolte da Emanuela Castello. Meditando sul Vangelo delle nozze di Cana, un invito da parte del Vescovo a riscoprire tutta la grandezza del sacramento del matrimonio, che forse si dà per scontata tante volte. Cosa l'ha colpita della riflessione del Vescovo? È stata una riflessione molto sentita e collegata alle nozze di Cana. Mi è piaciuto molto perché è una lettura che è molto coerente col discorso della fede degli sposi. Ecco. Una modalità forse nuova, quella del dialogo di coppia dopo aver ascoltato il Vangelo. A volte magari nella coppia si parla di figli, dei problemi, della vita quotidiana. Fermarsi a leggere e a meditare insieme il Vangelo non è scontato. No, non è scontato, è una cosa che dovremmo fare più spesso. Ecco. I primi anni del matrimonio, quando eravamo anche molto presenti nei gruppi familiari, nei gruppi di coppie, eravamo forse più invitati e nei primi anni di matrimonio è stata una bella esperienza, una bella occasione. Dunque non solo la capacità di risolvere i problemi o la capacità di stare insieme. No, e avere comunque sempre un appoggio in Gesù, e mi è piaciuto anche il riferimento alla comunità e che il matrimonio cristiano comunque ha sempre questo riferimento all'appoggio, alla presenza di Gesù, però anche questo tessuto di comunità che dovrebbe comunque sempre sostenere. Credo che in generale aprirsi a un qualcosa che viene da fuori possa solo che portare aiuto e nutrimento, quindi poi rifarsi al Vangelo credo che sia assolutamente positivo nella vita di tutti i giorni, anche se con tutte le cose ci sembra sempre di essere con l'acqua alla gola, ma trovare il momento poi forse ti dà quel respiro che ti permette di fare meglio il resto. Prosegue la visita pastorale del Vescovo nella zona delle valli Sturla e Graveglia. Ieri sera a Carasco, nella chiesa di San Marziano, si sono riuniti i fabbricieri che collaborano, ciascuno con il proprio parroco, nell'attività parrocchiale. Sentiamo. Tra i vari impegni che si possono assumere in parrocchia, quello del Consiglio per gli Affari Economici rappresenta un ruolo strategico sia per il reperimento delle risorse e la loro destinazione, sia nella collaborazione ad attuare le linee pastorali, tenendo vive anche le comunità più piccole della diocesi. A Carasco si sono riuniti i fabbricieri di tutto il vicariato di Sturla e Graveglia per un momento di confronto con il Vescovo. Sono nata nella mia parrocchia, cerco di far crescere la parrocchia anche tra i giovani, i ragazzi, ad esempio le mie figlie, io ho 3 figlie abbastanza grandi ormai, e cerco di coinvolgerle in questa attività per mantenere vivo anche i valori che ci hanno lasciato i nostri padri, per aiutare Don Federico nella sua attività e per far vedere che comunque, anche se siamo piccoli, noi ci siamo sempre.
Le comunità dell'entroterra sono chiamate a fronteggiare da un lato il progressivo spopolamento del territorio, dall'altro la necessità di prendersi cura dei beni loro affidati. Le spese sono tante, bisogna cercare qualche modo per cimorare due soldini. Abbiamo fatto dei bellissimi lavori, abbiamo fatto il piazzale della chiesa, stiamo ristrutturando l'altare di San Biagio, che è il patrono della nostra parrocchia. Cerchiamo comunque di mantenere viva questa realtà. Accanto alla fabbriceria in alcune comunità sono nati dei comitati festeggiamenti con i quali si è instaurata una collaborazione. C'è una collaborazione, c'è un'intesa perfetta in queste cose, sì, perché per le feste realizziamo un buon incasso che poi va alla parrocchia, diciamo, ma tanti lavori li facciamo come comitato più che farli come parrocchia, secondo le necessità che ci sono, le vediamo, e appunto anche perché il comitato presta opera manuale anche tante volte, quindi a costo di un pranzo, ecco, del pranzo in quel giorno che si lavora o in quei giorni che si lavora, ecco, è bellissimo questo, voglio dire, ecco. L'incontro con il Vescovo è stato motivo per rinvigorire il cammino e la missione da svolgere. Il Vescovo tanto sappiamo che ha sempre una parola di indirizzo e di guida indispensabile. La visita pastorale prosegue nei prossimi giorni, intanto domani il Vescovo sarà nella comunità di San Bernardo di Celesia. Qui celebrerà la messa alle ore 16 e benedirà i restauri della chiesa. Lunedì il Vescovo incontrerà il Consiglio d'ambito nella parrocchia di Borgonovo, l'inizio alle 20:45. Cambiamo tema. La città di Rapallo accoglie con soddisfazione il via libera da parte della Regione al nuovo piano urbanistico. Il documento è stato stilato dal commissario ad acta Federico Marenco, nominato per l'incompatibilità dei consigli comunali, quello attuale e quello precedente. Una volta entrato in vigore andrà a sostituire il PUC approvato nel 1986. Sentiamo. È un PUC naturalmente molto utile per la nostra cittadinanza, utile per gli uffici, ma soprattutto è un PUC che ha una logica soprattutto di conservazione, questo è, e soprattutto anche di riqualificazione. Esprime la sua soddisfazione il sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, dopo l'approvazione da parte della giunta regionale del nuovo PUC della città. Dopo la conclusione della procedura di VAS, la valutazione ambientale strategica, si conclude così l'attività istruttoria che consentirà al Comune di disporre, a distanza di oltre 30 anni dal piano regolatore del 1986, di un nuovo strumento per il governo del territorio. Un documento elaborato dal commissario ad acta Federico Marenco, sceso in campo per l'incompatibilità dell'attuale e del precedente Consiglio Comunale e che ha consegnato il nuovo PUC il 24 aprile dello scorso anno. Tante le novità contenute, tra cui lo svincolo degli alberghetti sul lungomare e la realizzazione di una strada che sostituirebbe quella del golf per alleggerire la viabilità del centro senza spostare le buche o aprire contenziosi. Noi siamo stati spettatori di tutto ciò, lo dobbiamo ancora vedere, se dico la verità, perché non avendolo fatto noi abbiamo un pochino sentito delle norme che hanno messo delle varie zone tipo San Michele di Pagana che è vincolata e di conseguenza il lungomare potrà essere ripreso, ma di interessante c'è un collegamento, se vuole dal punto di vista giornalistico, e per la città c'è un bel collegamento tra il golf e una strada sopra il golf che ti collega con Santa Margherita, c'è la possibilità della realizzazione che potrebbe essere un grosso vantaggio per la città. Il vecchio PUC risale all'amministrazione di Mauro Cordano del 1986, la prima che in modo concreto bloccò la dilagante cementificazione iniziata negli anni 60. L'ex sindaco accoglie positivamente il nuovo documento. Allora erano state grosse battaglie, compreso il fatto di bloccare completamente le costruzioni e così via. Oggi le linee sono tracciate, si tratta di migliorare il traffico, di cercare di fare qualcosa per i parcheggi, insomma diciamo le linee guida sono le solite e quindi bisogna seguire la strada che è stata seguita in questi anni, che ha dato anche buoni frutti, ecco. Il nuovo capolinea dei bus di Battilana, Casarza Ligure, è stato intitolato ad Ernesto Ricci, l'autista di ATP Esercizio scomparso nel 2004 mentre era alla guida di un mezzo della Tiguglio Pubblici Trasporti. Nell'area rinnovata, a cui si accede attraverso il nuovo ponte, è stata realizzata una pensilina per gli utenti e un locale tecnico fruibile per gli autisti durante le pause dal servizio.
Alla cerimonia sono intervenuti il consigliere delegato ai trasporti di Città Metropolitana Claudio Garbarino, il presidente di ATP Esercizio Enzo Sivori e il sindaco di Casarza Ligure Giovanni Stagnaro. La targa è stata scoperta da Mirko e Alessandro, figli di Ernesto Ricci. La sua scomparsa, avvenuta nel 2004 mentre si trovava alla guida di una corriera, aveva profondamente colpito l'allora azienda Tigullio Trasporti. I colleghi oggi lo ricordano per la sua professionalità e la sua simpatia. Ha fatto tappa in Val Fontanabuona il cammino di Liguria Crea Impresa. Il concorso lanciato per il terzo anno da YLab è riservato alle idee imprenditoriali. Un'opportunità di sviluppo per la vallata e in particolare per i giovani che possono così trovare nell'iniziativa un trampolino di lancio alle loro intuizioni. Sentiamo. Creiamo questa occasione per i giovani proprio per poterli mettere in contatto col mondo anche con qualche difficoltà ancora legata al nostro collegamento viario. Un'opportunità per i giovani e tutto il territorio della Val Fontanabuona. La partecipazione al concorso di idee Liguria Crea Imprese, la cui presentazione ha fatto tappa all'Ascito Cuneo di Calvari a San Colombano Certenoli, è senza dubbio una possibilità che viene data a chi ha un'idea nel cassetto e vuole adesso provare a svilupparla. Per farlo c'è tempo fino al prossimo 20 marzo. Le proposte imprenditoriali possono essere inviate a titolo completamente gratuito al portale www.liguriacreaimpresa.it. Sicuramente la Val Fontanabuona è ricca di realtà interessanti e siamo sicuri che in qualunque zona della Liguria, da qualunque zona della Liguria possano uscire progetti. Non si tratta di start-up, quindi con un progetto già in essere, si tratta di idee imprenditoriali, quindi perché no anche dalla Fontanabuona come da qualunque altro entroterra e altra vallata dell'entroterra ligure possono uscire progetti e idee imprenditoriali. Quindi siamo venuti oggi qui ospiti per presentare l'iniziativa, convinti che possano arrivare progetti interessanti magari per la categoria food e tourism, ma sicuramente non ci limitiamo alle possibilità di avere progetti anche nelle altre due categorie che sono ambiente e blue economy. All'incontro erano presenti i sindaci del territorio che adesso si faranno promotori dell'iniziativa ideata da YLab e promossa dall'associazione Tigullio Crea Impresa. Era doveroso perché è nell'interesse della Fontanabuona, quindi di noi sindaci ma soprattutto dei nostri cittadini, una grossa opportunità per chi avesse delle idee valide per portarle a concretizzarle anche ad alti livelli. Quindi è stato molto facile impegnarsi in questa cosa perché è una cosa che si promuoveva da sola. Per la cronaca, brutto incidente oggi in località Graveglia, all'imbocco della valle, intorno alle 16:30 si è verificato uno scontro tra un'auto e una moto. Ferito un giovane tra i 30 e i 40 anni portato in codice rosso all'ospedale di Lavagna con un trauma alla schiena, vedete l'immagine. E poi un uomo sui 70 anni si è ferito cadendo da un declivio in località Savagna a Rapallo. Il fatto oggi intorno alle 15:30, sul posto il 118 e i volontari del soccorso. L'anziano, che ha riportato un forte trauma cranico, è stato portato in elicottero al San Martino di Genova. La Regione lancia una nuova figura professionale, l'accompagnatore di turismo marino, un'attività legata soprattutto alle gite in mare per avvistare i cetacei. L'idea è degli assessori regionali al turismo e alla formazione Giovanni Berrino e Ilaria Cavo. Spiega Berrino, l'accompagnatore di turismo marino assisterà e accompagnerà i turisti nelle escursioni fornendo informazioni sul territorio, sulla fauna e sulle zone di pregio naturalistico. Dovrà avere dimistichezza con l'attrezzatura di avvistamento della biodiversità. Per esercitare la professione servirà un attestato rilasciato dalla Regione dopo un corso di formazione. Cambiamo argomento. L'ingiustizia che fa piangere i poveri e la terra non è invincibile, lo ha detto il Papa ai partecipanti alla conferenza su religioni e sviluppo sostenibile, ricevuti in udienza in Vaticano. Il Pontefice ha sottolineato la necessità di una conversione ecologica del mondo attuale. Il servizio della Radio Vaticana. Il concetto di sviluppo è complesso, osserva subito il Papa, e a lungo la sua idea è stata quasi interamente limitata alla crescita economica e basata unicamente sull'indice del PIL, e afferma: in realtà, come ha messo in risalto il mio predecessore San Paolo VI, parlare di sviluppo umano significa riferirsi a tutte le persone, non solo a pochi, e all'intera persona umana, non alla sola dimensione materiale. Pertanto una fruttuosa discussione sullo sviluppo dovrebbe offrire modelli praticabili di integrazione sociale e di conversione ecologica,
perché non possiamo svilupparci come esseri umani fomentando crescenti disuguaglianze e il degrado dell'ambiente. Lo sviluppo umano chiede dunque di imboccare con libertà e responsabilità percorsi alternativi e il Papa auspica che da questa conferenza possano emergere risposte concrete. Francesco parla di un cambiamento di atteggiamento e in tutto questo le religioni hanno un ruolo chiave da svolgere, come lo svolgono le popolazioni indigene, custodi di relazioni uniche con l'ambiente naturale, e conclude: l'ingiustizia che fa piangere la terra e i poveri non è invincibile. Repubblica Centroafricana, quando la pace? La domanda sarà il centro dell'incontro in programma lunedì 11 marzo alle 17:45 nella sala Frate Sole di Piazza Bandiera a Genova, di fianco alla Basilica dell'Annunziata. Ci sarà il presidente della Conferenza Episcopale del Centrafrica, Monsignor Nestor. Il convegno ha l'obiettivo di far conoscere la situazione del paese e gli sforzi per riportare la pace. Tra i relatori anche padre Davide Sollami dei Carmelitani Scalzi, Moira Geracce dell'Associazione Tenetiala e Gabriella Bortolot della Comunità di Sant'Egidio. Seguirà la preghiera in Basilica alle 19:30. Veniamo in diocesi. Nella sala convegno del Centro Benedetto Acquarone di Chiavari saranno esposte le stampelle del Beato Luigi Novarese. L'appuntamento è per domani. Alle 14:30 gli arrivi, alle 15 la proiezione di un filmato sul Beato Novarese, alle 15:30 la recita del Rosario e infine alle 16 la messa. Luigi Novarese, sacerdote di Casale Monferrato, spese la sua vita tra gli ammalati e fondò il Centro Volontari della Sofferenza, che oggi conta un'importante sezione nella diocesi di Chiavari. Le stampelle furono usate per anni nella sua adolescenza e conservate come segno della forza prodigiosa di guarigione della preghiera, testimonianza preziosa per tutte le persone, e infatti proprio tutti sono invitati a partecipare alla giornata di domani. Si è svolta questa mattina nella Biblioteca Civica di Cogorno l'inaugurazione degli scaffali rosa. Gli scaffali e i libri esposti sono stati donati dal Soroptimist Club del Tigullio nell'ambito dell'iniziativa che si svolge a livello nazionale Si va in biblioteca. Nel corso della mattinata sono stati letti alcuni brani di favole e libri per ragazzi. Oltre ai rappresentanti del comune e dell'associazione c'erano anche alcuni insegnanti dell'Istituto Comprensivo di Cogorno, ma anche mamme, nonne e bambini. E questa mattina nel salone di rappresentanza di Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure l'amministrazione ha consegnato gli attestati di riconoscimento e le tessere di iscrizione all'albo delle merlettaie alle 33 donne che hanno fatto richiesta. Il comune, l'unico in Liguria, ha istituito infatti il 12 settembre scorso l'albo delle merlettaie per consentire alle donne che praticano questo antico mestiere di essere ufficialmente riconosciute, tutelate e incentivate. Nell'occasione sono stati premiati i vincitori del concorso Le Donne del Tombolo e il gruppo in punta di penna ha eseguito letture ad alta voce. Il comune partecipa al progetto UNESCO per la richiesta del riconoscimento del pizzo tradizionale italiano a patrimonio immateriale dell'umanità. Questo come da protocollo d'intesa firmato a Venezia il 13 giugno del 2016 dall'assessore Beatrice Tassara in rappresentanza proprio della Giunta Comunale. È mancato all'età di 96 anni il presidente della sezione Ampi di Lavagna, Giovanni Deiana, detto Gancio. Nato a Sestri Levante il 14 febbraio 1923, figlio di un sacrestano della chiesa di Sant'Antonio, è stato partigiano nella brigata Zelasco, appartenente alla divisione garibaldina Coduri. Negli ultimi anni ha abitato a Lavagna. Lascia le figlie Sina e Daria. Il rosario sarà recitato domenica alle ore 18 all'obitorio dell'ospedale di Rapallo. I funerali si terranno invece a Sestri Levante nella chiesa di Sant'Antonio lunedì alle 9:30. Il direttivo dell'Ampi Lavagnese vuol ricordare Gancio con la sua usuale espressione gioviale. Infatti Giovanni Deiana aveva sempre una battuta felice per tutti e soleva scrivere: purtroppo oltre all'uomo e al partigiano la nostra comunità perde un esempio di come si possa vivere e superare le difficoltà della vita, anche le più dure, con un sorriso. Questo scrivono appunto i soci. Ora sfogliamo insieme l'agenda di Telepace, vediamo tutti gli appuntamenti per domani e lunedì, poi ci ritroviamo con lo sport. Appuntamenti in agenda per domenica 10 marzo. Dalle 8 alle 20, lungo le vie del centro storico di Chiavari, si svolgerà il mercatino dell'antiquariato, con la partecipazione di circa 180 espositori provenienti da tutta Italia.
Alle 10 a Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure, quarto incontro del ciclo Il bello delle donne liguri. Alle 10 conferenze di Landa Landini sulla storia delle Croce Rossini e Marina Marchetti sull'ex ospedale cittadino della Croce Rossa. Alle 11 Enrica Bosio presenterà il suo libro La mia strada, mentre alle 16:30 Sofia Brizzi presenterà il suo romanzo Il portatore del risveglio. 11ª fiera della Festa della Donna a San Salvatore dei Fieschi, organizzata dal Consorzio Mercati del Mare di Rapallo. L'appuntamento in piazza Aldo Moro, nel pomeriggio distribuzione gratuita dei cuculli di Marco. Sacro e profano è il titolo dell'esposizione sull'opera di Giovanni Job allestita nella Galleria Cristina Busi in Carruggio a Chiavari. In mostra anche un filmato realizzato da Canzio Bucciarelli e dedicato all'artista. Gli orari, il venerdì, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19:30. Una pedalata per parlare di mafie, la propone Fiab Tiguglio in collaborazione con il presidio di Libera Genova. Il ritrovo alle 10:30 in piazza Matteotti a Sestri Levante. Il percorso è semplice e adatto a tutti e prevede 5 soste in cui si ragionerà sul significato della pedalata. Da Sestri Levante si raggiungerà Chiavari per poi tornare al punto di partenza. Nuova tappa del Laboratorio della Fede promosso dalla Diocesi. Alle 15 nella chiesa di San Martino di Noceto a Rapallo, Don Mario Stigoni e l'architetto Cristiana Mortola parleranno del culto di San Martino oltre la presenza longobarda. Storie di donne a Sestri Levante è il tema della visita guidata gratuita organizzata dal Musel di Sestri Levante e guidata dalla conservatrice del museo Marzia Dentone. L'inizio alle 15. Alle 17, all'Auditorium San Francesco di Chiavari, sarà portato in scena lo spettacolo Viva la Vida, Frida Kahlo di Pino Cacucci, con Anna Paola Bardelloni e la regia di Giovanni Boni e Renzo Sicco. Appuntamenti per lunedì 11 marzo. Dalle 9:30 alle 11 a Villa Sottanis di Casarza Ligure, ultimo appuntamento con il corso di allenamento della memoria promosso dall'AIMA Tiguglio. È prevista una camminata all'aperto lungo il percorso della memoria. Per i corsi di cultura di Chiavari alle 16, nella sala livellare di Via del Pino, Daniele Lazzarin affronterà il tema Bernardo Bertolucci, i film dell'impegno. E infine alle 16, a Villa Quairolo di Rapallo, nuovo incontro dell'Accademia Culturale. Luisella Battaglia tratterà il tema I diritti delle donne. Vediamo ancora un appuntamento, giornata di Open Day per Mediaterraneo Servizi di Sestri Levante. Lunedì 11 marzo saranno aperte le strutture operative di Palazzo Cambiaso, dell'ex convento dell'Annunziata, Palazzo Fasce e la Biblioteca del Mare. Si potranno così conoscere le modalità di gestione dei servizi, i risultati raggiunti a livello economico, di trasparenza e di organizzazione, ma anche avere informazioni sull'organizzazione stessa dell'azienda. Nella prima domenica di Quaresima le telecamere di Telepace saranno ospiti della parrocchia di San Giacomo di Corte a Santa Margherita Ligure. A presiedere la messa il parroco Don Gian Emanuele Muratore. Telepace entrerà così in contatto con questa realtà e con le sue tradizioni nello spirito di servizio dell'emittente diocesana. Al termine i nostri volontari saranno a disposizione per fornire informazioni sulle modalità di sostentamento della TV. State vedendo anche il promo, dunque sono questi gli orari. Domani, domenica 10 marzo, messa in diretta a partire dalle ore 10 dalla chiesa di San Giacomo di Corte a Santa Margherita Ligure, sui canali Telepace 1 al canale 15, il canale HD 515 e in differita alle 12:30 su Telepace 4 al canale 218. E siamo così allo sport e iniziamo dal calcio. Nel girone A della Serie C la Virtus Entella è tornata alla vittoria battendo in casa 3-0 il Pontedera. Sentiamo Nicolò Pagliettini. Nel sabato di campionato i biancocelesti hanno approcciato ottimamente la partita, mettendo le cose in chiaro fin da subito e sbloccando la contesa al 35esimo grazie a un calcio di rigore conquistato e realizzato dal numero 32 Matteo Mancosu. Nella seconda frazione il Pontedera ha provato a mettere in difficoltà la retroguardia dell'Entella, ma i biancocelesti nel finale si sono scatenati, trovando prima il raddoppio con Simone Iocolano, entrato al posto di Currarino, e poi nel finale mettendo il punto esclamativo con il gol di Mirko Eramo. Era una partita importante e il risultato era determinante soprattutto, ma anche il modo di raggiungerlo. È stato bello che il secondo gol soprattutto l'hanno confezionato Sasaka, Turano e Iocolano, che erano entrati da poco, che poi il terzo l'abbia fatto Mirko, che era entrato. Questo significa che la squadra è sul pezzo, a 1000, assolutamente dentro la partita continuamente, quindi questo mi fa ben sperare. Può aver fatto bene per certi aspetti la sconfitta di Cuneo?
La sconfitta fa sempre male, però se la vogliamo vedere dal lato positivo ci ha fatto mettere un po' i piedi per terra e farci capire che questo campionato, per vincerlo, c'è bisogno di sudare e battagliare ogni partita, quindi noi siamo ripartiti col piede giusto e oggi abbiamo fatto un'ottima prestazione. La nostra deve essere una partita sempre fatta di pazienza, lucidità, trame di gioco e aggressività. L'atteggiamento penso che comunque sia la cosa più importante, perché quando sei sempre dentro la partita e dai sempre più il 100%, riesci a vincere i contrasti, riesci sempre a tenerli nella loro metà campo, e questo è fondamentale. Ieri intanto è scesa in campo la formazione giovanile Berretti Virtus Entella, che a Caperana ha battuto la Carrarese 3-2. I ragazzi di mister Castorina sono qualificati per la fase finale che porterà all'assegnazione dello scudetto. Sentiamo. C'è stato da soffrire fino alla fine, però la squadra ha giocato con una buona intensità e ci ha creduto sempre. Sì, effettivamente è stata una partita bella, con una squadra che ha portato in campo la Carrarese tante buone giocate, tante buone cose e anche delle belle individualità. Abbiamo trovato un ostacolo molto importante davanti e quindi portare a casa questa vittoria è stato un passo importante per i miei ragazzi sotto l'aspetto della crescita. Non è stata una partita pulita da parte nostra, a tratti abbiamo giocato bene, a tratti hanno giocato molto meglio loro. Anche questi saliscendi all'interno di una gara servono per la maturazione dei nostri giocatori. Sono 3 punti importanti, ma soprattutto altri 3 punti che vanno a sommarsi a una classifica già ottimale. State arrivando in condizione per quella che poi sarà la fase più importante della stagione. Sì, effettivamente quello che spiego sempre a loro è che se il destino ci ha riservato di continuare a cullare questo sogno, è giusto che queste partite prima dei playoff ci servino per portare intensità, mentalità e per farci capire che poi alla fine non c'è niente di facile, anche se la striscia positiva inizia a essere importante, però sabato dopo sabato dobbiamo sudarci sul campo il risultato pieno come è accaduto oggi. Ti chiedo anche la soddisfazione del tuo lavoro, perché il gruppo è unito e molti di loro cominciano ad entrare in pianta stabile nel giro delle convocazioni della prima squadra, a testimonianza anche del tuo lavoro. Ma diciamo che poi noi dall'inizio non dimentichiamo mai che il vero obiettivo è quello, e quando qualche ragazzo riesce ad allenarsi con continuità in prima squadra è il vero grande obiettivo per la crescita di questi ragazzi, quindi questo ci fa piacere per i ragazzi e proviamo a regalare alla nostra società ancora qualche elemento da qui alla fine. Concludiamo con la pallanuoto. In A1 femminile le gialloblu del Rapallo hanno battuto oggi al Poggiolino il Florentia 13-3. Ottima la prestazione della squadra, state vedendo le immagini di Giuseppe Barbera, a segno per 4 volte Emmolo. Mentre continuiamo a vedere le immagini vediamo anche gli altri risultati. In A2 maschile Lavagna 90 ha vinto in casa 12-8 contro il Sori, mentre il Camogli ha vinto in trasferta 6-4 contro il Crociera Stadium. In Serie A1 maschile sono in corso le gare di Coppa Italia, oggi si sono disputate le semifinali. La Prorecco ha battuto l'Ortigia 3-17, mentre la gara tra Brescia e Sport Management è terminata sul risultato di 11-9. Dunque domani alle ore 16 allo stadio del Nuoto di Bari, Prorecco e Brescia si affronteranno in finale, in palio, cioè il primo trofeo della stagione. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Con l'informazione ci ritroviamo lunedì mattina alle 7:30 con il buongiorno di Telepace. Per tutte le altre informazioni continuate a seguirci sul sito teleradiopace.com. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento di serata e buona domenica a tutti. Arrivederci.